Allora, se avete un Ispac come zaino da montagna, che non è molto consigliato, no? Basta infilare i bacchetti sui lacci qua e si sei a cavallo. Allora. No, amico, ho visto, non cos'era, salite incredibili. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel Bellunese, precisamente a Vignui, dove partirà la nostra camminata verso Casera Ramezzalta. Come potete vedere, in questo paese non c'è un parcheggio. Abbiamo lasciato la nostra macchina dietro strada. Dal parcheggio della macchina dobbiamo proseguire verso la Valle San Martino e da lì comincerà la nostra camminata. Comunque vi lascio il link del parcheggio in descrizione del video, in modo che se volete fare questa camminata siate comodi e lo trovate subito. Eccolo qui il percorso, il numero 803 verso Valle San Martino. Noi siamo esattamente qua e questa è la stradina che dobbiamo andare a fare fino a Casera Ramezzalta. Siamo arrivati a quota 560 metri e dobbiamo fare altri 1000 metri di dislivello. Appena adesso abbiamo continuato sul 308 in direzione Casera. A metà strada troveremo Casera Ramezza Bassa, bivacco per chi non ha il coraggio di venire su. Una delle cose belle di questo percorso è che ci troviamo praticamente in mezzo a una valle e siamo veramente immersi nel bosco. Una passeggiata al momento molto bella e nei primi 3 km neanche difficile. Eccoci qua, Casera Ramezza Bassa, è un piccolo rudere come potete vedere, dove c'è un po' di legna. Come sta andando, ragazzi? No, questo niente di che. Pensavo la camminata. Eccola, la vediamo in lontananza, stiamo arrivando. Diciamo che gli ultimi 3 km sono stati devastanti. Una media del 30-40% salita, non è facile. Guardate che fisico. Ciao Danilo. Una delle cose belle di questo bivacco è la legnaia. Come vedete è bella piena. Qui si stanno lamentando per queste patate, le richiamano. Preparazione della salsiccia. Cosa dici, Danilo? Qualità, questa è la vera camminata. Tu pronto? Facile. Qualità. Si prepara pampoli e pastiera napoletana direttamente da Napoli a Feltre. Da Napoli a Feltre è un viaggio lunghissimo. Stiamo partendo dalla Casera in questo momento. Ora ci aspettano 2 ore di camminata. Magari 2. No, 2 ore e mezza circa. Vedremo Danilo all'opera in discesa. No, perché guarda, una volta che te lo sai, Tanta roba. Il problema sono io. L'incognita. Fai vedere il problema. Il problema è come andare su. Cosetta. Si impianta cosita pure. O se no bisogna andare cosita. Esatto. Cosita no. Ok. A papera va. La discesa è abbastanza tecnica, siccome l'andata era molto ripida, per cui bisogna stare attenti. Bene, siamo tornati nella parte quella piana del percorso, ci stiamo avviando verso la macchina, per cui io vi saluto. Il video per oggi finisce qui. Spero che questa passeggiata vi sia piaciuta. Ripeto, è un percorso molto bello, ma adatto a chi è un po' allenato, perché gli ultimi 3 km sono veramente duri. Se volete sostenerci lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ultimo commento di Danilo sulla passeggiata di oggi. E dai Tex, non male anche questa, dai.
aspettative sono un po' diverse, però ci sta, dai. Si può azzeccare sempre tutto nella vita. Bravo, grazie Danilo. Prego.